sì, mare, 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 mare. Già, mare, dice questa ragazza che andrà in Sicilia, ma se anche fosse montagna la storia non cambierebbe. Un'inchiesta dell'Adico rivela che solo il 36% dei veneziani andrà in vacanza e che metà di loro starà via una sola settimana. Dovrà cambiare qualcosa rispetto agli anni scorsi per la crisi? È ridurre. Ridurre la spesa, il periodo come La funziona? spesa, periodo e tutto l'insieme, diciamo. Resterà in Italia? Sì, 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 sì. Una scelta quasi obbligata è quella di sfruttare la casa di parenti che vivono al mare. Vado a Pesaro, ho i parenti in Moa. Quindi in economia comunque. Sì, senz'altro. Per gli agenti di viaggio il momento è difficile. Direi che naturalmente diciamo che la fascia media, medio-bassa sicuramente ne risente di questa situazione finanziaria. Chi viene da lei adesso, oggi, con 700-800 euro, riesce a mandarlo lo stesso in vacanza? Diciamo che riusciamo in qualche modo a mandarli in vacanza, sicuramente in Grecia, sicuramente in Spagna, però è abbastanza difficile. La fascia media ha dovuto cambiare le abitudini. Prima faceva 2 settimane e sicuramente è scesa a una, chi può permetterselo. Diciamo che dall'albergo si può passare all'appartamento per contenere i costi.